Quando Arturo Paglia e Isabella Cocuzza della Pacco Cinematografica mi hanno proposto questa avventura, l'idea di mettere le mani su un soggetto di Fellini e Pinelli, insomma, mi tremavano un po' i polsi. In effetti il 49, quando scrive questa storia, è proprio il momento di passaggio tra il neorealismo e un qualcosa che poi sarebbe diventato da una parte la commedia italiana. Questo mi ha scaricato un pochino dalle responsabilità. Ho detto vabbè, ci sono degli elementi che riconosco e posso fare un film classico come quelli che mi hanno spinto a fare il lavoro che poi faccio. Oggi viste brutto, non me lo guardo. È un film di formazione di due scugnizi napoletani che hanno il sogno di cambiare la loro vita e di essere autonomi con quella che a Napoli si chiama cazzimma, cioè la forza di voler andare avanti, di vivere comunque. Ma volevo io, ma come ma anni. Mi piace raccontare questo tipo di personaggi vedendo la loro emancipazione, vedendo come riescono a uscire magari da un problema. Inoltre c'era la possibilità di parlare di un tema forte, attuale come quello dell'immigrazione, ma non in termini ideologici, semplicemente ricordando che una volta gli emigrati eravamo noi. Tu non mi fai fesso. A New York tu non mi fai fesso. Non mi fai fesso. Tra, corri via. Veloce, sempre che ci avete fretta, mi raccomando. Lavorare con i bambini e con i ragazzi è meraviglioso perché non hanno sovrastrutture. Devi avere un'idea di che cosa devono fare, chiaramente, ma non li devi costringere in una tua idea preconcetta, anzi devi prendere da loro qualcosa. Rispondi, ha già capito, sei Un bambino, un ragazzo che non ha le difese che abbiamo noi crescendo, ti dà molto. Ma sei di mano a me? No. Andiamo buono. Dammi una mano a spingere, veloce. Pierfrancesco Favino viene dal teatro come me e come tutti gli attori che amo molto, al di là delle sue capacità di trasformismo, perché è incredibile quando fa delle cose anche molto diverse da se stesso. Lui fa un personaggio, un italiano napoletano, che però vive a New York. Lui si è studiato la pronuncia degli italo-americani di Brooklyn di quell'epoca, che è molto particolare, che dicono New York invece che New York, per esempio, ma con una grandissima attenzione. In effetti i risultati sono ottimi. You know it's illegal? Lo sapete che è illegale? O no? Anche morire di fame è illegale. Uno degli aspetti che mi ha incuriosito e che mi ha spinto a fare questo film era l'idea di, così come Fellini se l'era immaginata a New York, di ricrearla in Italia però. Chi ha curato gli effetti speciali si è fatto uno studio molto approfondito sulla New York degli anni del 49 che non esiste più, rendendola credibile ma fantastica nello stesso tempo. Un lavoro complesso ma molto interessante perché ti fa capire come gli effetti speciali, se li usi in termini poetici o narrativi, possono essere un grande aiuto, ed è la maniera in cui mi piace usarli. Lì è chiuso, perfetto, allora girati se riesci, guarda quella grata lì a sinistra, prova a vedere, come se guardassi, abbassati proprio tutto, ecco così va bene, bravo, così che poi ti giri e torni verso di noi. È un film che parla di solidarietà, di comprensione tra gli esseri umani, di condivisione dei problemi, e in un momento come questo dove c'è in giro tanta diffidenza, rancore, diciamolo pure, anche odio, mi sembrava bello raccontare invece una storia di comprensione umana e di solidarietà. Questa la giro io in macchina. Siamo all'America, Carmine. Un viaggio indimenticabile. Bisogna pensare al futuro, vivere da soli non è facile. Una grande avventura. Sta storia è bellissima. Napoli-New York, dal 21 novembre al cinema.